Siamo con il segretario provinciale della CNA di Agrigento, Claudio Spoto, per illustrarci le ultime novità sul Click Day, che sarebbe il rimborso che la Regione prevede per le aziende colpite da Covid-19, che purtroppo non è andato bene il Click Day. Ma quali le ultime novità? Certamente il ristoro nei confronti delle imprese è un principio nobile, è un'azione molto apprezzabile da parte del governo regionale, però noi abbiamo subito contestato i criteri e le modalità di accesso. Ecco, il Click Day è una soluzione che suona come una beffa, che suona come una presa in giro per le imprese, una mortificazione, un'offesa a quanti ogni giorno con impegno e con sacrificio lavorano, che hanno subito un colpo tremendo dalla chiusura, dal lockdown durante la pandemia, e che però continuano a lavorare, tengono in piedi l'economia, e queste imprese vanno aiutate e sostenute concretamente attraverso criteri e modalità di accesso al contributo che a fondo perduto, che va calibrato secondo criteri e modalità che non siano quelle di affidare l'ottenimento e la possibilità di ricevere questo contributo alla velocità con cui si clicca. Ecco, questo mi pare che debba essere completamente tramontata questa ipotesi. Infatti la Regione ha deciso di andare oltre, fortunatamente dopo una nostra forte pressione assieme alle altre organizzazioni datoriali, perché ovviamente questo non è un principio che può essere apprezzato, che può essere tenuto in considerazione positivamente né dalla parte nostra né da parte delle imprese che noi rappresentiamo. Ci sarà un allargamento della platea, un po' su come ha fatto l'Agenzia delle Entrate, il reale rimborso sul calo del fatturato più che limitarlo ai codici Ateco, cosa che è stata contestata fortemente sia da voi che da Confcommercio? Ovviamente già c'è una platea, perché le imprese hanno compilato online nella piattaforma le istanze, quelle verranno prese in considerazione, saranno ovviamente accederanno al contributo, però ecco, noi ci siamo battuti, ci stiamo battendo perché la platea venga ampliata, perché non possono essere inserite solo quelle aziende che con i codici Ateco già codificati sono rimaste bloccate durante il lockdown, perché ci sono aziende che perché erogavano servizi essenziali hanno mantenuto l'attività aperta, però subendo penalizzazioni dal punto di vista della riduzione del fatturato non indifferente. Quindi è giusto, è opportuno, è legittimo che anche quelle imprese con codice Ateco oggi non compresi vengano inserite nella tabella e siano destinatarie anch'esse del contributo di questo aiuto da parte della Regione.